E dunque tutto da rifare, siamo in anticipo di 3 minuti Tommy, quindi bisogna riempire questi 180 secondi che ci separano dal fischio d'inizio. Ci hanno gasato forse un po' troppo, adesso c'è un po' da aspettare. Quello che posso dire è che davanti a me ho un quintetto dell'L84 di grandissima esperienza, giocatori che hanno vinto, stravinto e credo che stasera daranno un grande spettacolo. Non so perché qualcosa mi dice che stai pensando a Cuzzolino, proprio qui davanti a noi col 17, in forza l'Ital Service per 3 stagioni, dal 2019 al 2022, ma diciamo che il suo palmarès parla un po' da solo. Cuzzolino ha vinto dovunque è andato, è un professore di questo gioco, un sinistro micidiale, un grande lettore della partita, sicuramente una grande guida in campo per i compagni. Ecco, curiosa e anche interessante questa immagine che potete notare alla sinistra del vostro teleschermo come Matteus Barrichello, eccolo qua, inquadrato grazie alla regia, con Matteus Barrichello che è andato a caricare la squadra, a dare gli ultimi segnali a tanti nuovi arrivati, Vitti, Gastaldo, lo stesso Temeia, lo stesso Manservigi, che sono arrivati alla corte di mister Bagnesi quest'estate. Ecco, Tommy, questa è una domanda che mi sono fatto molte volte, ma vorrei anche il parere altrui e quindi in questo caso il tuo. Matteus Barrichello può essere il vero leader di questa Ital Service quest'anno? Considerando quanto la squadra è stata rinnovata e considerando che lui, nonostante abbia fatto solo una stagione a Pesaro, ma è elemento di continuità, ti dico di sì. In primis per la qualità tecnica, la sicurezza con cui gioca e la sicurezza che infonde anche ai compagni, ovviamente insieme al capitano storico Felipe Todinandel. È sicuramente uno di quegli elementi che deve trascinare Pesaro in questa stagione con tante persone nuove, con una panchina nuova. Ricordiamo mister Bagnesi ha la prima esperienza in Serie A e quindi ti dico che la sua esperienza, la sua qualità e il suo spunto devono essere per forza un punto focale nella stagione del Pesaro. E credo che comunque possiamo parlare di un leader tecnico e un leader più carismatico. Tony Andel, capitano, molto presente all'interno della partita dal punto di vista fisico. Barrichello lo fa più con le giocate e con i gol. Un altro che ha fatto tanti gol nel mentre che aspettiamo il calcio d'inizio, quindi ricordiamo per chi si fosse collegato ora che eravamo in anticipo di 3 minuti e dunque bisogna aspettare per iniziare Ital Service L84 quando manca credo poco, che è un giocatore che l'anno scorso ha fatto tanto bene al Pesaro, che era un leader tecnico, era Murillo Schiocchet, 23 gol, oggi parte dalla panchina ma sicuramente vorrà e potrà incidere su questo match. Tornando al discorso dei professori di questo sport, Murillo ne è un altro, è sempre al posto giusto al momento giusto, i gol che lo caratterizzano sono sempre quelli di posizione, di lettura del gioco, è un altro di quei giocatori che sa addormentare la partita e sa capire i momenti giusti. Quindi la musica adesso va giù, il pallone torna verso il centro e Oitomeia può battere finalmente il primo pallone dell'esordio casalingo dell'Ital Service. Christopher Wittig subito chiamato da Gastaldo, Barrichello prestato da Iosico, Wittig prova a passare, Wittig calcia, la deviazione da parte di Coco Wellington che mette in fallo laterale, sarà Oitomeia a battere. Servito Barrichello, 1 contro 1 contro Cuzzolino. Duello tutto sudamericano, poi va da Wittig. Gastaldo, Barrichello. Suola interno. Oitomeia. Da lì può inventare, c'è Oitomeia con sinistro. Pallone che sfiora il palo e termina sul fondo. Buona prima azione dell'Ital Service, buon sinistro di Oitomeia. Quello che possiamo vedere sin dalle prime battute è che Barrichello non ha assolutamente paura di tenere la palla da ultimo uomo, fronte porta, grande personalità. Ma diciamo che è una cosa che ha fatto anche vedere a Roma. E qui recupera Oitomeia per Barrichello che va col sinistro. Questa volta credo ci sia stata deviazione, anzi no, sarà rimessa laterale per l'L84. L'Ital Service subito arrembante in questi primi 47 secondi di gioco. Coco Wellington, c'è Cuzzolino lì vicino, preferito in verticale Rescia, anche lui suola interno. Rescia passa il pallone che Coco Wellington non riesce a domesticare. Si torna dalle parti di Fabio Tondi. Cuzzolino, Iosico, Coco Wellington, Iosico suola, si gira dietro, Cuzzolino rischia qualcosina, poi pressato sempre da Barrichello, riesce ad andare a lungo questa volta. Facile per la presa di Lorenzo Manservigi che rispedisce direttamente al mittente con Tondi.
che bloccano i tempi e rimette in gioco per Leandro Cuzzolino, l'argentino, punta al tedesco, suola destro-sinistro, poi sempre col sinistro, sempre le giocate di Cuzzolino, prova a passare, lo fa Cuzzolino fino in fondo, la deviazione di Barrichello e poi col sinistro ci prova anche Rescia. Diciamo che Cuzzolino, Tommy, quando si accende è pericoloso. Come possiamo vedere, la squadra è tutta volta a isolarlo in fascia per poter permettere di esprimere il suo massimo potenziale col mancino. Calcio di punizione per l'Ital Service, già battuto da Castaldo, ma c'è da attendere un secondo con la Crimini che è andato a richiamare Coco Wellington sul fallo commesso da Barrichello, con il pubblico del Palamegabox che incita il fenomeno Matteus Barrichello. Distanti per andare in porta però. Vediamo cosa si inventa Matteus Barrichello. Si fa vedere Wittig lì vicino. In corsa breve serve il numero 8, poi col tacco Oitomeia contro Rescia. Oitomeia lascia lì per Gastaldo, arriva Cuzzolino, deciso, l'ultimo a toccare il 17 dell'84 e sempre rimessa laterale per l'Ital Service. Barrichello con Iosico su di lui, con il tunnel per Oitomeia che lascia lì ancora per Barrichello, poi Tondi allontana col sinistro, pallone fuori. Molto interessante la sovrapposizione di Gastaldo a Oitomeia che parte dall'altra parte del campo, difficile da marcare, molto utile per liberare Oitomeia quando si ritira. Possiamo vedere nelle prime frangenti proprio la pressione estenuante del Pesaro e un L84 che parte di 4 per cercare di attirarli e poi sicuramente cercare lo spazio alle spalle. Un Barrichello in verticale per Oitomeia. È stata una deviazione però da parte della retroguardia piemontese. Wittig suolata, poi all'indietro per Oitomeia. Può puntare, va sempre sul sinistro, calcia, spacca il palo Oitomeia. Barrichello, Manservigi. Lungo a cercare Gastaldo, ha spaccato il palo, possiamo rivederlo dal replay. Uno dei tanti pregi di questo giocatore è che quando c'è da calciare in porta sinistro e destro non fa assolutamente differenza. No, non penso si faccia problemi. Uno che si chiama Oitomeia che ha già dimostrato tanto in questo mondo qua. Iosico gira l'84, c'è Cuzzolino, preferito in verticale Rescia e va giù, poi il destro da parte di Rescia sul servizio di Vinicius Rocha. Buona la protezione del pallone da parte di Rocha, poi il destro da parte di Rescia. Iosico. Vinicius Rocha protegge bene, la gira bene ancora per il numero 10. Punta Gastaldo, 1 contro 1 di Iosico. Sterza rientra, poi va da Cuzzolino. Rocha molto bravo a proteggere il pallone del brasiliano, attaccato da un suo connazionale che commette fallo. Primo cambio per l'L84, abbiamo già visto profondità acquisita, Rocha in campo, palla a lui, avete già apprezzato quanto è capace di tenere palla e gestirla come meglio crede. Il gol contro il Benevento venerdì scorso è venuto da una situazione molto simile. Protezione palla, si gira, sinistro forte sotto l'incrocio, diciamo che è un biglietto da visita importante per uno che in Brasile è già considerato una stella, classe 95, Vinicius Rocha. Iosico. Anche grosso proprio Rocha, Tommy è veramente imponente dal punto di vista fisico, diciamo che prendere il pallone non è propriamente semplice. Cuzzolino di prima, un Saponara distratto dal movimento di Rescia e poi l'ex Napoli si rifugia in rimessa laterale. Dopo un primo spavento iniziale diciamo che l'84 sta provando a riaffacciarsi in avanti. Sì, proprio con questa profondità acquisita adesso ha uno sfogo maggiore e tornando al discorso di prima penso di poter dire senza essere smentito che lo scontro tra Tony Dandel e Rocha promette assolutamente scintille. Pesi massimi per entrare nel mondo della box, ovviamente nella maniera più corretta possibile. Eccolo qua il capitano Felipe Tony Dandel che scodella nelle zone di Saponara, pressato da Cuzzolino, non riesce a controllare
Andando nel mentre, notizia da segnalare, è rientrato Murilo Schiochet. Per chi si fosse perso i dati iniziali, 23 le reti per lui nella stagione passata in Serie A tra regular season e playoff con la maglia dell'Ital Service Pesaro. Schiochet, Rocha, si gira Rocha alla sua maniera, sterza, Rocha, calcia con Manservigi che risponde a mano aperta, possibilità di contropiede con Barrichello, con l'esterno, gran pallone per Gastaldo e dall'altra parte Tondi col pallone che non è uscito. Diciamo che la partita ha preso già un buon ritmo. Rocha, punta Barrichello, si fa vedere Fortini, Barrichello che però strattona in maniera irregolare Rocha, azione da una parte, azione dall'altra, con Rocha che diciamo sta un po' costruendo le azioni offensive dell'L84. È sin da subito il riferimento di questa L84. Prima grandissima apertura di esterno, grande visione di gioco di Barrichello che in campo aperto ha cercato di imbeccare il compagno. Intanto scusami Tommy perché Saponara recupera, calcia Saponara, deviazione, poi Murilo Schiochet con eleganza sposta il pallone con la suola, poi con il destro va a lungo, colpisce però un compagno di squadra. Eccolo qua, inquadrato l'ex Murilo Schiochet. Barrichello, sterza Barrichello, vuole cercare il destro, Barrichello riesce a calciare. C'è stata ancora una volta deviazione, ancora una volta corner con Galliani che chiama lo schema, vediamo cosa inventeranno gli uomini di Bargnesi. È l'84 che torna a non avere un pivot di riferimento, ma sappiamo bene che Cuzzolino può fare tutto dentro un campo 40-20. Cuzzolino può fare tutto, punto, con Galliani dentro il pallone. Murilo Schiochet ha cercato proprio Saponara, stavolta va fuori da Tony Dandel, pallone a metà strada, deve recuperare Manservigi che con la punta colpisce male e spedisce direttamente verso la tribuna dei seggiolini rossi del Pala Megabox. Pressato dall'L84, ha provato a andare lungo, non ha trovato però nessun compagno. Oitomeia, saltata la pressione dell'Ital Service dal destro, forte di Fortini, altro ex di giornata. In campo ci sono tutti e tre gli ex, Fortini, Cuzzolino e Murilo. Cuzzolino non ha la stessa struttura fisica di Rocha ovviamente, ma è bravissimo ad aprirsi in fascia, stoppare col sinistro e riaprire il gioco. Pallone in avanti alla ricerca di Fortini da parte di Mattia Raguso, anche lui classe 95. L'Ital Service che sta pressando in questo avvio di partita. Saponara riesce a toccare per Tony Dandel, suolata Tony Dandel col sinistro, spara alto. Grandissimo merito del capitano di Pesaro che crede nella palla che mette, la insegue prima ancora dello stop e quindi è il primo a trovarsi davanti al portiere sul rimpallo. Quella pisata forte a portarsela in avanti, forse troppo forte, il pallone gli si è alzato quel tanto che basta per non colpire Pulito. Si salva l'L84. L'Ital Service sembra avere delle armi per colpire anche a campo aperto. Saponara, Tony Dandel, Oitomeia, 1 contro 1 contro Ragusa. Vediamo se inventa Oitomeia, sterza, va sul destro, poi torna sul sinistro, la porta forse un po' troppo avanti, alla fine riesce a rimediare. E sarà corner con rimessa laterale, poco cambia, la posizione è identica a quella del calcio d'angolo. Pallone fuori, Galliani, Tony Dandel, suola destro, Saponara protegge, ancora indietro per il capitano, ancora per Tony Dandel. Oitomeia, Saponara, Cuzzolino su di lui, forte a recuperare, poi Riuleta, Schiochet, Raguso va via, lascia per Fortini che può puntare. Oitomeia, Cerera va sul fondo, alla fine Oitomeia. E qui quando apre la lettone è veramente difficile da spostare. Grosso Oitomeia, potenziale fisico enorme da parte del numero 86 dell'Ital Service. Pressione del Pesaro decisamente più aggressiva rispetto a un L84 che inizialmente aspetta metà campo e attende il momento giusto per aggredire. Pressioni che comunque stanno funzionando alla grande, i portieri spesso e volentieri costretti al rinvio impreciso verso i propri compagni.
sintomo di una pressione che sta rendendo in questo avvio di gara. Saponara protegge, suola, poi serve Otomeia, buon lavoro del numero 65 ex Napoli. Fortini, Schiochet, prova a passare, cerca di innescare anche Fortini con Otomeia che va giù, spinto dal numero 7, calcio di punizione, 2-2 il punteggio riguardante i falli. Bravissimo ad accorgersi che c'era dello spazio da coprire, mette il corpo davanti, guadagna meritatamente un fallo. Quando si rialza Otomeia, colpito un palo in avvio di gara, il numero 86, sarà bisogno dell'intervento dello spazzolone per asciugare il terreno, il manto del Palamegabox, il parquet del Palamegabox. Questo in fase difensiva. Prima in fase offensiva abbiamo apprezzato il suo marchio di fabbrica, cioè quella sterzata secca che gli permette di liberarsi sinistro-destro. Abbiamo già visto cosa è capace di fare quando vede la porta. La fa sempre quella giocata che rientra con il destro, poi se per tant'è provi a chiudergli il sinistro, calcia e spacca la porta. Galliani, intanto pressato da Schiocchet, va da Barrichello, pulisce bene il pallone, Barrichello poi in buca per Galliani. Wittig, Manservigi, Oitomeia, Galliani in avanti, l'84 che recupera solo in un momento. Wittig, punta Cuzzolino, Galliani, Barrichello, sempre Galliani, Barrichello, Wittig. Bel pallone di Barrichello per Wittig che controlla, prende metri lì dal service. Oitomeia, Matteus Barrichello, punta, calcia, respinto da Arescia, con Cuzzolino che deve andare via. Diciamo che lì dal service riesce a occupare meglio il campo in questo avvio di gara quando Manservigi è costretto ad allontanare il pallone. Rimessa laterale per l'L84. Buonissimo palleggio prolungato di 4 del Pesaro, è riuscito a liberare Barrichello al tiro, peccato per il giocatore del Pesaro, un rimpallo, un aiuto sul blocco gli ha impedito di arrivare in porta. Vinicius Rocha torna indietro da Cuzzolino, che Arescia lì vicino, Cuzzolino porta il pallone, poi serve il brasiliano Iosico. Rocha, Cuzzolino, il magnete sul sinistro di Rocha, spalla alla porta. Cuzzolino ancora per Vinicius Rocha, attende il movimento di compagni, nasconde il pallone. Palla in cassaforte. Tony Dandel ad aspettare la prima mossa che arriva adesso. Rocha calcia col sinistro, bravo Tony Dandel ad aspettare il momento giusto, ad opporsi al sinistro del 70 dell'84 quando presta proprio la squadra di Torino, con Barrichello che va in avanti da Taurisano. Gastaldo, Barrichello cerca di passare con destro-sinistro, tutto buono, anzi no, calcio di punizione, terzo fallo dell'L84, qui è andata bene perché si stava profilando l'opzione di un contropiede interessante per l'L84. Assolutamente sì, ottima lettura. Prima abbiamo visto la fotocopia del gol di Rocha nella prima giornata di campionato, lo hanno isolato, spalle alla porta, giro interno, è andato male solo il tiro per il giocatore dell'L84. Bravo di conseguenza Tony Dandel ad ostruire la potenza del numero 70 ospite qui al Palamegabox. Barrichello pressato da Iosico, quando qui c'è un attimo da capire cosa sia successo. Tutto buono, giusto, dalle panchine c'è stata la deviazione di Iosico, poi si sono allacciati lui e Barrichello e dunque rimessa laterale per l'Ital Service con Tony Dandel che cerca un buon pallone di prima per Gastaldo, leggermente troppo avanti rispetto alla posizione del numero 6. Iosico rientra, Cuzzolino, Vinicius Rocha, toccato duro a Tony Dandel, calcio di punizione. Come promesso, ecco le prime scintille. Prima pressione aggressiva veramente alta dell'L84, recupera palla, inizia ad occupare con un po' più di consistenza la metà campo del Pesaro. Quando, se non ho visto male, è arrivato quel segnalino direttamente al tavolo del crono del direttore Francesco Sgueglia con il time out chiamato dalla panchina dell'Ital Service. Il time out che sarà fischiato
quando il pallone sarà per l'Ital Service. Cuzzolino calcia in porta, pallone a lato, un Manservigi che comunque non ha espresso nessun tipo di intervento. Arriva qui il fischio, c'è time out per l'Ital Service. Doppia sirena, significa che sono passati 60 secondi per i rispettivi allenatori Barbieri e Bargnesi a colloquio con i propri giocatori. Metà esatta del primo tempo, 0-0 il risultato, partita sicuramente però non noiosa. Sta regalando buoni spunti, forse occasioni non troppo nitide in questo primo tempo. Levato il palo di Oitomeia, ma che comunque sta regalando un buon ritmo questa sfida tra Ital Service e l'84. Cuzzolino, Josico, Corregia che finge un blocco, poi Josico avanza, Cuzzolino, Rocia va sul destro questa volta, sul secondo palo Manservigi tocca lì e poi arriva Josico per il vantaggio dell'L84, decide di andare sul destro Rocia, pallone dentro, Manservigi non perfetto, arriva Josico, 1-0. Cambia il copione Rocia, non cambia la personalità. Il portiere del Pesaro forse non perfetto nella respinta, Josico approfitta facilmente. E dunque abbiamo rivisto insieme il replay del vantaggio dell'L84. Vediamo come risponderà adesso l'Ital Service con Tony Dandel che va lungo, va verso la porta, pallone largo, poi Tondi, Rocia prova ad inventare una cosa senza senso con uno stop di petto chiuso nell'angolo. Ha provato ad inventarsi uno spazio che non esiste, pallone che è uscito. Gastaldo, si muove Barrichello, contromovimento servito, Josico l'autore dell'1-0, su di lui impressione. Tony Dandel prova a passare, pressione ancora una volta buona dell'L84. Rimessa laterale da buona posizione per inventare qualcosa, no, pallone che gira all'indietro per Raguso. Josico sbatte su Saponara che poi lotta, pallone che viene recuperato completamente da Gastaldo. Barrichello prova la giocata in mezzo a due, poi recupera Rocia, vediamo se riparte. Rocia prende a spallate Saponara che però resiste al colpo e in due tempi riesce a addirittura a conquistare la rimessa laterale. Con Rocia che viene sostituito in questo istante, si prende gli applausi da parte dei propri compagni di squadra al suo posto. Coco Wellington, Gastaldo la chiama Saponara, Gastaldo vuole fare tutto da solo, accelera, va sul sinistro, Gastaldo con Tondi che respinge, Tony Dandel, è stata deviazione, sì, confermata anche dal direttore di gara, calcio d'angolo. Molto bene il blocco per liberare la fascia, bella l'incursione, buono il tiro, ottimo Tony Dandel che senza pensarci due volte provoca il rimpallo e guadagna un angolo. Sarà lui stesso ad andare a battere Capitan Felipe Tony Dandel. Si muove Barrichello, pallone dentro per Saponara, buona la retroguardia dell'L84, pallone però sempre in forza l'Ital Service. Barrichello prova a inventare, c'è Coco Wellington e si oppone tra la linea di passaggio tra lui e Tony Dandel. Altro cambio, fuori Josico, dentro Fortini. Barrichello, Tony Dandel in avanti, Saponara addomestica, mette giù
col sinistro ancora una volta per Tony Dandel, che però sbaglia. Schiocchet prova a mettere un po' di ordine. Verticale per Fortini, esce Manservigi e rimette in avanti. Saponara, elegante, con il petto deciso, però l'intervento da parte del muro dell'84 che spedisce ancora una volta in rimessa laterale, che sarà credo Wittig, sostituito a Gastaldo, anzi da Galliani, andare a battere. Saponara va sul sinistro, Christopher Wittig, sterza, rientra sul destro, Wittig calcia male, non c'è stata deviazione, sarà rimessa dal fondo. Importantissime queste 2-3 palle sul pivot del Pesaro. Saponara per uscire da una pressione che si era fatta un po' più insistente da parte dell'84. Adesso vediamo gli ospiti partire di 4, vediamo cosa succede. Coco Wellington prova a prendersi gioco di Wittig, che però rimane lì in posizione, costringe all'errore il numero 18 in maglia bianca, Galliani. Wittig, Saponara di forza protegge, prova a guadagnare qualche centimetro, poi torna indietro da Galliani. Tomeia prova la giocata di prima, l'errore, allora la possibilità di ripartenza, no, c'è Christopher Wittig che recupera, torna da Manservigi, poi ancora Wittig. Tomeia, altro rischio e altro recupero, seppur in maniera parziale ma comunque efficace dell'84. Wittig con calma, da Tomeia, punta Fortini. Tomeia prova la giocata, errore, Fortini può recuperare e ripartire. Coco Wellington ancora per Fortini, Mattia Raguso in avanti nella zona di nessuno, rischia poco Mattia Raguso quando arriva un richiamo da parte della direttrice Martina Piccolo verso la panchina dell'L84. Abbiamo provato a rubare dal replay, dallo zoom, il labiale della signorina Piccolo, non ci siamo riusciti. Credo classiche frasi per tranquillizzare un po' una panchina agitata. Saponara prova a mantenerla viva, pallone che è uscito, non convinto Saponara, rimessa laterale per Fortini. Schiocchet, calcia Murillo Schiocchet, deviazione di Tomeia e Manservigi con comodità riesce a bloccare. Wittig, Galliani, Tomeia, Wittig sbaglia, Coco Wellington bravo in pressione, non è riuscito a trovare poi lo spunto per andare nell'1 contro 1 contro Manservigi. Pressione a tutto campo adesso da parte dell'L84 che marca uomo su uomo, lo fa bene in questo primo tempo. Galliani, errore di Galliani, Fortini recupera col sinistro, pallone a lato, non c'è stata deviazione, sarà rimessa con le mani per Manservigi, ma comunque tanta pressione dell'L84 e tanta pressione fatta bene. Tanta pressione fatta bene, un po' lenta la manovra del Pesaro. In questi frangenti di gara c'è un mismatch fisico tra Wittig e Fortini. Prima c'era Murillo. Barrichello, scusa, mi sento interrompo. Calcia Barrichello, esterno della rete. Dicevi, scusa Tommy? In questi frangenti di gara c'è un mismatch tra Wittig e il suo marcatore. Spesso Murillo, spesso Coco. Sarebbe da esplorare in avanti. Murillo e Tondi a proteggere il primo pallone che esce fuori per Galliani, che la colpisce bene, forse troppo bene. Parte un bel sinistro, se possiamo riapprezzare dal replay. Sì, calcia bene, forte, mancato solo un po' di precisione per andare a impensierire un Tondi finora impeccabile. Iosico, Coco Wellington per Raguso, Barrichello con la testa in tutti i sensi, con intelligenza va da Manservigi. Gastaldo, Galliani, bella la giocata di Galliani che passa ma non trova spazio sul raddoppio di Iosico. Barrichello dall'altra parte può puntare in buca, Gastaldo prova a girarsi sul lato sinistro, rimessa laterale.
Bellissimo gesto tecnico di Galliani, un po' di imperizia per un giocatore così esperto come Kobe Wellington, che mostra subito il piede e si fa saltare facilmente. Poi Tomeia sul punto di battuta, pallone fuori per Galliani, prova a andare sul destro, strozza troppo la conclusione. Non preoccupato, come si è potuto vincere anche dal replay Fabio Tondi. Spazio per Cuzzolino, attenzione a lui. Rallenta, decide di non affondare. Josico, 4:34 ancora da giocare. Josico sterza, Cuzzolino controlla, sinistro, schiocchetta, altro mancino. Il pallone dentro, a cercare la deviazione aerea da parte di Rescia, che per poco non è arrivato. Schiocchet recupera in maniera regolare, vuole battere veloce, lo fa. Manservigi capisce, c'è spazio per Oitomeia che può volare. Oitomeia, calcio Oitomeia, pallone largo. Che bravo il portiere del Pesaro, che con un unico gesto tecnico recupera la palla e lancia il contropiede. Dentro Manu Gomez, uno dei 3 autori, dei 3 timbri dell'Ital Service in quel del palo Olgiata. Il venezuelano in questo finale di primo tempo, con Tondi che ha chiamato uno schema, credo sia un anti-pressing, con Gomez che andrà forte su Rescia. Poi c'è Tony Dandel su Cuzzolino, c'è Gastaldo su Josico e Barrichello addirittura su Rocha. Gomez prova a recuperare, che riesce comunque ad arrivare a Rocha, con Barrichello forte sulle gambe ad andare a spostare Vinicius Rocha. Gastaldo con il fischio però da parte di Lacrimini sul contatto Barrichello-Rocha. È quarto fallo, 3:50 da giocare, quarto fallo per l'84. Interessante il trattamento che stanno riservando a Rocha, o con le cattive o con le cattive, altrimenti fa quello che vuole. Manu Gomez prova a girarsi, scivolata perfetta di Rescia con Cozzolino, sulla destra c'è anche Vinicius Rocha, pallone dentro da parte di Josico, la deviazione letale nella propria porta di Barrichello, da valutare a chi sarà attribuito il gol, col pallone che sembrava più diretto verso il secondo palo, ma Josico comunque ci mette grossa parte della firma su questo raddoppio dell'84, 2-0 a 3:38 da giocare ancora in questo primo tempo. Vediamo qui il recupero della palla, il contropiede portato perfettamente, il tiro era fuori dal secondo palo, quindi autogol di Barrichello. Sfortunata la deviazione da parte di Barrichello. Sfortunata la deviazione di Barrichello, così dice anche lo speaker del Pala Megabox, che però non credo di assegnargli troppe responsabilità a Matteo Barrichello, che correndo all'indietro, coprendo Rocha, parlerei più di sfortuna. Poco importa comunque perché è 2-0 per l'L84, mancano poco più di 180 secondi effettivi ancora da giocare in questo primo tempo, con l'Ital Service che continua a giocare bene, continua a creare, ma come si è visto in quel di Roma ha qualche difficoltà nel segnare, forse un po' troppo semplicità nel prendere gol. Anche ancora però una vita con Barrichello, aiutato da Gomez che recupera, errore di Barrichello, allora possibilità di contropiede, 3 contro 2, Josico, c'è Cuzzolino, visto e servito col sinistro, ancora dentro, per il gol numero 3 dell'L84, lo firma Rescia, assist ancora di Cuzzolino. E qui questi ti puniscono, perfetti nel 3 contro 2 portato, palla al centro, si attende il terzo inserimento, la palla torna indietro, tutto veramente perfetto, brutto colpo per il Pesaro, un 1-2 veramente devastante a livello morale. Ora c'è solo da far passare la tempesta, aspettare l'intervallo e rimettere in sesto tutto quanto. Secondo replay nel giro di pochi minuti in favore dell'L84, situazione pseudo simile con Cuzzolino che nell'occasione del gol del 2-0 era partito dalla destra verso sinistra, questa volta è partito da sinistra verso destra, pallone sempre sull'esterno però con Rescia, che però questa volta è lui l'autore del gol sull'assist perfetto di Josico. E dunque 3-0 per l'L84. Parlavamo di un'unità al service un po' così scoperta e
che subisce gol in maniera semplice. Tanto qui c'è il sinistro da parte di Schiocchetta, pallone che rimane buono, il palo da parte di Rescia. Adesso c'è un po' di confusione nella retroguardia del Pesaro. Manservigi, lungo da Utomeia. Prova a girarsi, lascia lì per Wittig che calcia e qui Rescia salva il gol. Come detto nelle prime battute di partita, questa sovrapposizione è perfetta per liberare al tiro il mancino del tedesco. Ha provato il capitano della nazionale tedesca. È stato un bel salvataggio sulla linea da parte di Rescia. Il sinistro da parte di Murilo Schiocchet. E da quella posizione ne ha fatti tanti l'anno scorso, quest'anno però la divisa del Pesaro. Qui viene asciugato il parquet del Palamegabox. 2 minuti e 34 ancora da giocare, 4 falli commessi dall'L84, 3 commessi dall'Ital Service Pesaro, 3-0 però il risultato in favore degli uomini di mister Paniccia, alias quest'oggi Barnieri. Qui il destro da parte di Barrichello. Deviato semplice da Tondi, centrale. Il destro lavoro di Barrichello. Manservigi, pallone lasciato scorrere da Wittig. Oitomeia. Prova a partire da solo, con l'esterno, sempre per Wittig. Tony Dandella, pallone di ritorno per Oitomeia. Cuzzolino. Rescia col tacco, Fortini. Cuzzolino. Schiocchet anticipato, possibilità di contropiede con Oitomeia che scappa via e arriva il quinto fallo commesso, questa volta da Fortini che senza credo, si iscrive alla lista dei cattivi. Primo munito Fortini. Scaltrissimo Oitomeia che, vedendo che il 2 contro 1 non poteva realizzarsi, è andato a tagliare la strada in conduzione a Fortini chiamando il fallo. Suona la sirena, quinto fallo commesso dall'L84. Al prossimo, ricordiamo, sarà tiro libero per l'Ital Service. Sì, ci sarà un sesto fallo da parte dell'L84, poco meno di 2 minuti effettivi ancora da giocare. Ma sicuramente un'opzione, una variabile da sfruttare per gli uomini di mister Davide Bargnesi, per cercare quantomeno di accorciare questo parziale al termine di questo primo tempo. Vediamo se direttamente da questo calcio di punizione potrà nascere un qualcosa, Tommy. Siamo non troppo vicini ma neanche così lontani. Distanza che permette sia il tiro che qualche schema. Marcatura individuale da parte dell'L84. Barrichello sul punto di battuta, senza pensarci, va in porta, deviazione di Cuzzolino con il tacco, pallone che si impenna e termina in rimessa laterale. Credo un paio di metri sopra la lunetta del corner. Con Wittig a battere, fuori per Barrichello. Vediamo se si isola, si cerca il destro, sbatte su Murilo Schiocchet, ex compagno. Quando c'è però il blocco, credo, da parte di Saponara. E fallo fischiato in favore dei piemontesi. Fortini non riesce ad agganciare una meteorite che stava precipitando sul suo sinistro. Rimessa laterale, battuta Tony Dandella, Barrichello, Scodella, Saponara. Oitomeia. Punta, va sul destro, Oitomeia. Saponara lascia lì, Oitomeia se la lunga, quel tanto che non basta per trovare il destro. Schiocchet riesce a toccare di testa, Schiocchet, pallone che rimane sulla linea, poi va giù sulla scivolata di Murilo Schiocchet. Sesto fallo, variabile che funziona per l'Ital Service, lo commette Murilo Schiocchet ai danni di Barrichello su un'azione che per poco non significava 4-0 per l'L84. Miracolo di Barrichello che prima sfortunato nella situazione dell'autogol, adesso salva sulla linea e sul controllo successivo guadagna il sesto fallo e tiro libero. Correscia incredulo. Rivediamo il lancio lungo di Tondi, Murilo Schiocchet che la tiene viva in qualche modo, poi col sinistro Barrichello sulla linea, allontana, scivolata. Credo sia sacrosanto il sesto fallo, un po' cercato sicuramente da Mateusz Barrichello. Comunque sia, tiro libero
1-0-6 ancora da giocare. Barrichello contro Tondi. Rincorsa di Barrichello, la finta, si ferma. Poi il destro e Tondi, grande parata di Tondi. Si rimane sul 3-0. Finta, Tondi che avanza, copre bene la luce della porta. Ha provato a incrociare il destro, bravo però con la manona a levare il pallone. Saponara ha cercato di Tomeia, rimessa laterale per il Pesaro. Si sono studiati come uno stallo alla messicana, così scusate, Barrichello ha interrotto la rincorsa, ha studiato la posizione, bravissimo il portiere. Tanto qui ci prova Wittig, altra deviazione, altro corner. Sempre Tomeia. Saponara e Wittig. Altezza limite dell'area, altezza entrambi i pali. Barrichello calcia al volo e qui c'è una grande altra parata di Tondi. Sì, grandissima parata di Tondi sul destro al volo insidioso, raso terra, aveva calciato benissimo Matteo Barrichello. Saponara con i muscoli prova a passare, poi col sinistro, deviazione facile per Tondi che va a lungo da Murillo Schiocchet, la tiene bene, poi la mette anche dentro, non ci sono compagni. Adesso ultimi 37 secondi di primo tempo senza regole, quindi è la Pesaro che cerca disperatamente il gol. Saponara, Oitomeia, lascia lì per Saponara, di qualche metro in ritardo all'appuntamento col sinistro, sicuramente pericoloso. Direzione Tondi, Barrichello, 1 contro Lescia, 20 ancora da giocare. Prende spazio, punta, quasi surfando. Va sul sinistro, Barrichello, ancora Tondi. Pulito in intervento basso con i piedi, manda in corner. Oitomeia batte la rimessa laterale, sarà dunque corner a 10 secondi esatti da giocare prima del duplice fischio. Oitomeia dentro, Saponara, Murato, allora possibilità di contropiede con il tempo che scorre. Iosico, vediamo cosa inventa, il destro da parte di Fortini con Murillo Schiocchet che non può arrivare. Tempo praticamente scaduto. Pallone indietro per Fortini. Suona la sirena, duplice fischio, 0-3. Quello che segna il punteggio del Pala Megabox in vantaggio l'L84. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo tra poco per seguire il secondo tempo tra Italservice e L84.
E dunque riparte il secondo tempo tra Ital Service Pesaro e L84. Tommy, eravamo rimasti sul 3-0, il tiro libero sbagliato da Barrichello al termine della prima frazione. È un 1-2 ancora subito dalla formazione di mister Bargnesi, come quello di Roma, 2 gol in rapida successione. Sì, purtroppo questa è stata una costante anche oggi, l'1-2 pesa, adesso bisogna riprendersi. Ci prova subito l'Ital Service con Tony Dandel, pallone per la testa di Wittig. Difficile, complicato questo tipo di soluzione per il numero 8 del Pesaro. Cuzzolino, Iosico, punta Wittig, si fa vedere Coco Wellington, Cuzzolino che però non rischia, va a lungo. Rimessa laterale per l'Ital Service, la pressione ancora una volta alta dell'L84. Manservigi va a lungo a cercare Barrichello che di testa per poco non sorprende l'uscita di Fabio Tondi. Wittig, sterza Matteus Barrichello, Saponara in mezzo a 3, Saponara prova a passare, in qualche modo mantiene il possesso del pallone. Tony Dandel in buca, Cuzzolino apre lo sportello, pallone che torna per Barrichello, ancora una volta all'indietro per Manservigi. Wittig scava alla ricerca di Saponara, deviazione di Coco Wellington, rimessa laterale. Diciamo che il filo conduttore, Tommy, è sempre quello. L'84 pressa bene, pressa alta e lo fa, diciamo, in maniera molto costante all'interno di tutta la partita. Sì, dopo i primi minuti di attesa ha cominciato ad alzare la pressione, lo ha fatto con ottimo merito e ottimi risultati, adesso sta gestendo un po' il ritmo. Barrichello pescato da Tony Dandel, vediamo se inventa in mezzo a 2, no, Cuzzolino con il supporto di Iosico riesce a recuperare la sfera. E poi Leandro Cuzzolino, Iosico, Tondi, un Coco Wellington che prende metri. Wittig in corna di testa, Tony Dandel cerca di passare, Coco Wellington in maniera irregolare incrocia, diciamo, il tentativo di prendere il pallone con il tentativo di passaggio da parte di Tony Dandel. Piede tocca piede, fischio dell'arbitro, primo fallo in questo secondo tempo, lo commette l'L84. Buonissimo il gesto di Wittig che dopo aver recuperato palla di testa continua la corsa, va in sovrapposizione, permette a Tony Dandel di fare una scelta, crea un temporaneo 2 contro 1 sul quale poi viene causato il fallo. Dunque calcio di punizione da una zona che abbiamo visto anche in maniera parallela dall'altra parte del campo nel corso del primo tempo, con sempre Barrichello, in quel caso c'era però Cuzzolino in barriera, aveva colpito appieno il numero 17 dell'L84, in quell'occasione Matteus Barrichello. Situazione analoga, vediamo se questa volta cercherà uno schema o se andrà ancora una volta direttamente verso la porta, difesa da Tondi. Diciamo che la posizione è invitante, soprattutto vista da qua dietro. Barrichello, calcia in porta e Tondi in un riflesso felino riesce a proteggere molto bene. Intanto scivola Coco Wellington con Cuzzolino, tocco di mano di Coco Wellington che era scivolato. Diciamo avrà un'altra opportunità Matteus Barrichello. Punizione in fotocopia a quella di prima, vediamo se come nella precedente come nel primo tempo la difesa dell'L84 sarà individuale, impedisce movimenti, schemi da parte del Pesaro, impone il tiro a Barrichello. Tanto abbiamo rivisto la punizione di Barrichello, il riflesso felino di Tondi. Ctrl C, Ctrl V, stessa posizione, si va a ricalciare esattamente dallo stesso punto, forse un po' più accentrato questa volta Matteus Barrichello. Con il palla Megabox però va a farsi sentire. 18 minuti effettivi ancora da giocare, una vita, un'eternità per l'Ital Service Pesaro per cercare di riaggrapparsi a questa partita. Matteus Barrichello, vediamo se ci riprova. Ancora Barrichello e come prima para Fabio Tondi. Coco Wellington, Cuzzolino se la alza e poi allontana
elegante e pragmatico, direi, Leandro Cozzolino. Marchio di fabbrica, questo gesto tecnico l'abbiamo visto 1000 volte a Pesaro negli anni scorsi. Manservigi, cercato Wittig, pallone rimesso al centro, poi Coco Wellington non è riuscito a essere servito. Manservigi rischia, sempre sulla pressione di Coco Wellington. Saponara che esce, lascia spazio ad Oitomeia. Nell'uscire abbiamo avuto la fortuna di ascoltare un po' il dialogo nella panchina del Pesaro. Pressiamo forte, pressiamo forte. Queste le parole di Saponara, ex Napoli, arrivato quest'anno alla corte di mister Bargnesi. Oitomeia sbaglia il primo controllo, questa sì che è una novità. Colpisce con il tacco e regala, rimessa laterale a Iosico. Rescia. Rescia, sempre lui con il destro questa volta per Murillo che sterza, Schiocchet la tiene viva, Wittig scodella un buon pallone per Barrichello. Barrichello tocca per Tony Dandella che aveva fatto gol a porta vuota, è arrivato per un fischio antecedente sul controllo, credo, di Matteo Barrichello. Penso una spinta su Leandro Cozzolino. Non si può neanche parlare di gol annullato, il fischio è arrivato abbondantemente prima rispetto poi al sinistro vincente a tondi fermo di Felipe Tony Dandel. Marcato Schiocchet, male Tondi, ecco, se si può trovare forse un piccolo difetto a Tondi in questa partita, diciamo che con i piedi non è stato mai troppo preciso. Ha recuperato non male con le mani quando chiamato in causa. Barrichello, Gastaldo, qualche problema nel controllare il pallone, poi pulisce per Oitomeia. Galliani, Oitomeia, Rescia su di lui, 1 contro 1 sul sinistro, calcio Oitomeia, deviazione, calcio d'angolo. Difficile pensare di essere sotto pressione quando Barrichello è dentro il campo, ha un'intensità di movimento, di passo, di passaggio pazzesca. Altro intervento del staff dell'Italservice Pesaro per andare a ripulire anzi meglio dire asciugare il terreno di gioco del Palla Megabox. Il calcio d'angolo con Oitomeia sul punto di battuta, in banda lì c'è Gastaldo, potete apprezzare anche dall'inquadratura. Galliani leggermente fuori, Gastaldo tocca per Galliani, schema non riuscito da parte dell'Italservice Pesaro. Gastaldo, Oitomeia pressato da Rocha che recupera di forza, di muscoli, pallone comunque per l'Italservice. Galliani 1 contro 1, punta Rescia, va sul destro, calcia, pallone alto, è stata deviazione, altro corner. Italservice che ora in questo istante sta provando, correggimi se sbaglio Tommy, a isolare un po' i giocatori più abili nell'1 contro 1 per andare a cercare poi una soluzione personale con l'L84 che però si chiude molto bene e lascia sempre conclusioni difficili. Tanto qui il sinistro da parte di Gastaldo, respinto e possibilità di contropiede con Iosico, serve Rescia, controlla con la punta Manservigi, poi con i pugni allontana. Intelligentissimo qui Murillo, vede che è davanti alla palla, vede che c'è un corridoio da liberare, passa davanti, libera il compagno. Contropiede dell'L84, situazione analoga rispetto a come sono andati gli ultimi 2 gol proprio della formazione di mister Barbieri. In un contropiede 3 contro 2, stavolta Rescia che aveva trovato il gol sempre nel primo tempo, è andato con la punta sul primo palo. Bravo Manservigi qui inquadrato a rispondere presente. Quando riparte l'L84 lo fa molto forte. Collegandomi al tuo discorso di prima, sì, l'84 gestisce anche l'1 contro 1, concede solo tiri sporchi e non pericolosi. Murillo Schiocchet, pallone fuori per il destro da parte di Rescia con Galliani che è l'ultimo a toccare. Confortini pronto a subentrare, Osè la prossima, tutti gli indizi portano a Iosico.
E qui serve Vinicius Rocha. Va sul sinistro. Iosico con la punta, poi il pallone rimane lì con il tacco. Addirittura Gastaldo riesce a ripulire. Recupera Schiochet, suola in mezzo a tre, va giù Vinicius Rocha, tutto buone possibilità di contropiede. C'è Oitomeia sulla destra, c'è Gastaldo sulla sinistra. Gastaldo, Fabio Tondi, non è finita, arriva ancora Galliani, pallone che rimane per Gastaldo, che calcia, c'è Barrichello, che calcia anche lui. Quando ci sono allacciati Oitomeia e credo Rescia, sarà calcio di punizione. Finisce così questa azione infinita. Leggermente in ritardo l'accompagnamento al contropiede di Barrichello, la scelta è stata obbligata ormai al limite dell'area, bravissimo il portiere. Tanto qui l'intervento regolare in tre su Vinicius Rocha, poi Barrichello, Gastaldo dentro, Fabio Tondi con Galliani, con Gastaldo che può scaricare verso Barrichello, decide di calciare e poi si sono allacciati Rescia e Oitomeia. Calcio di punizione per l'84. Grandissimo merito a Iosico che rallenta, temporeggia fino al limite dell'area le azioni di Barrichello. Tiro in porta praticamente di Mattia Raguso. Oitomeia, Galliani, imbucata Schiochet, non bada a spese, non bada a rischi. Vediamo sempre che l'azione comune per chi è in possesso di palla è di ricevere delle sovrapposizioni, in questo caso addirittura due, per liberare il centro e liberare il tiro. Tony Dandel, Oitomeia, scambiano i due, poi Galliani chiamato in causa contro Raguso, sterza. Oitomeia non riesce a controllare, impreciso il passaggio di Galliani, sempre dettato da un'ottima marcatura uomo da parte dei casacati bianchi. Rocha, pressato anche da Galliani, con Rocha che prova a passare, poi Galliani scivolata all'ultimo secondo, last minute riesce a recuperare il pallone. Oitomeia, Gastaldo, può puntare, Oitomeia, qualche difficoltà nel controllare il pallone, allora possibilità di contropiede per Rocha, col sinistro Rocha e Manservigi, poi casca giù, si è fatto male Vinicius Rocha. Un rimpallo che si stava rivelando mortifero per il Pesaro, bravissimo il portiere a rimanere in piedi e parare con la mano. Qui altro errore nel controllare il pallone da parte di Oitomeia, poi il sinistro, la puntata scivolata, qui è cascato male sicuramente, non in maniera pulita. Vinicius Rocha sta uscendo dal campo, difficile ipotizzare per quanto possibile a cosa si sia fatto male Vinicius Rocha. Fatto sta che lascia spazio a Leandro Cuzzolino, cambio sicuramente non da niente, ma da sottolineare anche la grande parata di Manservigi che ha vinto il duello con Vinicius Rocha. Con qualche problema nel capire di chi fosse la rimessa. Il pallone poi restituito da Cuzzolino. Piccolo recap, Vinicius Rocha si è fatto male, il pallone è stato messo fuori dai giocatori dell'Italservice Pesaro e Cuzzolino gliel'ha riconsegnato. Arriva un altro fallo, il terzo commesso in questo secondo tempo da parte dell'Italservice, questa volta su una trattenuta a palla lontana da parte di Oitomeia. 6 minuti effettivi giocati, già 5 falli, ritmo spezzettato in questa ripresa. Schiochet cercato in verticale, pallone che non arriva al destinatario. Tony Dandel, Galliani sbaglia ancora per Oitomeia, Raguso, Cuzzolino all'indietro, Tondi, errore di misura e cambi per Davide Bargnesi. Fuori Galliani, dentro Saponara, pronto ancora a entrare una volta Barrichello. Al 100% il più pericoloso dell'Italservice fin qui.
Saponara. Wittig ha un po' di spazio, prova a prenderselo il tedesco. Saponara protegge, pulisce per Tony Dandel. Suolata, rientra sul sinistro. Oitomeia. Wittig. Punta Wittig. Va sul destro, poi alla fine calcia. Non male l'idea di Wittig. Sembrava esserci però Fabio Tondi che ha lasciato scorrere il pallone sull'esterno della rete. Pressione del Pesaro, errore di Cuzzolino. Saponara protegge la sfera. Barrichello, vediamo se inventa, vuole andare sul sinistro. Barrichello con Tondi in due tempi, poi lontana con i piedi. Pallone che era uscito e sarà rimessa laterale per l'Ital Service Pesaro, che prova ad attaccare Tommy senza però mai riuscire a trovare una conclusione pulita. La L84 sta gestendo questa fase della gara, sta leggendo il momento, sta diminuendo sempre di più i rischi e sta gestendo con tutti i giocatori più esperti che sono sempre in campo a dirigere gli altri. Saponara di muscoli prova a prendersi spazio, lo fa bene servendo Tony Dandel che sterza, calcia, poi Wittig, pallone sul sinistro, Wittig calcia anche lui, sicuro in presa Tondi che butta via. Adesso accetta l'L84 di soffrire questa fase della partita, accetta di essere attaccata dall'Ital Service Pesaro e di colpire, nel caso in contropiede. Manservigi, inquadrato Wittig, che è lui anche il ricercato da questo destro lungo di Manservigi, troppo lungo anche per uno dell'altezza di Christopher Wittig. È rimessa dal fondo. Fabio Tondi che aspetta il movimento. Pressione individuale fortissima da parte del Pesaro adesso che cercherà di recuperare palla alta. Attenzione alle spalle. Cuzzolino, visto servito, aggancio splendido. Cuzzolino! Tutto bellissimo, pallone leggermente a lato. E questi sono i rischi che si corrono quando 8 uomini di movimento stanno nella metà campo offensiva. E il rischio c'è, il piede c'è, grasso pericolo. Vogliamo parlare di questo controllo qua. Saltando praticamente Cuzzolino mette giù e poi col sinistro ha cercato un gran bel angolo non trovandolo. Saponara, Cuzzolino anche in difesa molto presente. Pesaro che muove palla anche molto bene, ma la L84 fa sempre muro quando conta. Barrichello, un po' di spazio sulla banda sinistra, vediamo se se lo prende Matteos Barrichello. Aspetta quasi l'ultimo momento per provare ad affondare. Barrichello sul primo palo con Tondi, bravo e spaccata. Iosico rischia qualcosina e poi continua a bombardare via l'L84. Cerca di calciare sotto le gambe molto intelligentemente, bravissimo il portiere. Saponara, c'è spazio per Tony Dandel. Saponara prova a trovare il sinistro, creandosi dello spazio anche in maniera intelligente. Saponara qui anticipato da Iosico. Cuzzolino, Iosico, Saponara di testa all'indietro per Manservigi. Lungo da Saponara che prova in rovesciata. Applausi per il coraggio, meno per l'esecuzione di questo gesto tecnico che ovviamente è molto complicato. Quasi un gesto tecnico a chiamare il cambio, era veramente stanco dopo 2-3 navette di 40 metri. Diciamo che è il modo più interessante per chiamare il cambio, provare in rovesciata sul lancio lungo di Manservigi. 10:46 ancora da giocare in questo secondo tempo. Ci prova il Pesaro, prova a ripartire di conseguenza l'L84. 3-0 maturato tutto però nei primi 20 minuti effettivi. Oitomeia prova a passare, sempre lui. Oitomeia, pallone deviato. Ancora parquet bagnato, altro intervento per
asciugare il Palamega-Box. Oitomeia con il pallone sotto braccio, ci ha provato poco fa, gran giocata di Oitomeia a capire che l'ha deviata, se il portiere o direttamente Cuzzolino scivolata, se non sbaglio credo più Cuzzolino scivolata. È ovvio che quando la palla ce l'ha Oitomeia succede sempre qualcosa, ovviamente a 10 minuti e 33 dalla fine il Pesaro adesso sente la necessità di cambiare un po' l'inerzia della gara, di sbloccarla. Anche perché è un risultato, se mi permetti Tommy, maturato quasi in maniera estemporanea rispetto a quello che si è visto in campo con l'Ital Service che ha provato a giocare, e il fatto che sia ancora a 0 la casella dei gol segnati forse stona un pochino, ma diciamo che è lo stesso discorso di Roma. Esattamente, stesso discorso di Roma, dove lì però si era segnato, si erano andati in vantaggio. Sfortunato il Pesaro, molto esperti e bravi l'84. Fabio Tondi alla ricerca di Vinicius Rocha. 40 metri di lancio che non vanno a buon fine. Già ribattuto e rimesso in gioco il pallone per il Pesaro con Barrichello che prova a scappare via. Riesce a giocare con la linea laterale, almeno nelle intenzioni. Prova a farlo nella maniera più corretta possibile. Il pallone è uscito, rimessa laterale per Cuzzolino. Iosico. Rescia con l'esterno. Prova a inventare un pallone per Cuzzolino. Fortunato il Pesaro qui, c'è stata una mancanza di comunicazione nella difesa, c'era tanto spazio a attaccare le spalle, la palla era sbagliata. Oitomeia. Wittig in verticale. Galliani si gira, la mette dentro, non male l'idea. Cuzzolino scivola, poi nel provare a rimettere in gioco Barrichello salta al portiere. Barrichello! Torna in gioco il Pesaro, 3-1, Matteus Barrichello. E l'abbiamo chiamato Barrichello l'uomo della partita per il Pesaro in questa piscina che sta diventando il campo. Ha trovato rimpallo fortunato e non ci ha pensato due volte. Matteus Barrichello salta alla grande Tondi, spara in porta, 1-3. Torna in gioco, torna in beta l'Ital Service Pesaro che aveva bisogno di questo gol per concretizzare un po' tutta la mole di gioco che aveva costruito in questo primo tempo e mezzo. Hanno segnalato anche credo un fallo, 9:51 da giocare con il Palamega-Box che incita alla grande il nome del proprio numero 24 Matteus Barrichello. Il Palamega-Box che come d'incanto si è riacceso dopo la rete di Matteus Barrichello, la prima in questa stagione. Barrichello galvanizzato dal gol, prova a giocare anche con Vinicius Rocha. Wittig. Il pallone che non è la prima volta però Tommy che non si riesce a controllare bene questa palla quest'oggi. Il campo sta diventando molto scivoloso, il sudore si accumula sulla superficie, tanti controlli, tante scivolate, non da Serie A. Da portiere a portiere, da Tondi a Manservigi. Mercato Saponara che si arrabbia con il proprio compagno in maglia 88. Adesso 9 minuti 10 da giocare, serve una perfetta prestazione, serve la perfezione per l'appunto all'Ital Service Pesaro per rientrare ancora una volta in partita. Murillo Schiocchet, calcia col sinistro, uno dei suoi colpi, pallone alto. E qui mi aspetto che l'L84 adesso rispinga un pochino sull'acceleratore per cercare di tenere a bada il Pesaro. Oitomeia, allora la partita ora credo, speriamo si fa interessante. Barrichello, Saponara con Rescia scivolata, riesce a saltarlo in due tempi. Saponara di forza, pallone che arriva da Oitomeia, salta un uomo, Oitomeia, Barrichello controlla, sterza, calcia Barrichello. Cuzzolino esulta dopo la deviazione. Gastaldo sul punto di battuta della rimessa laterale. Barrichello lì vicino, inquadrato Tondi, è inquadrato anche Nicola Lacremini che con ampi cenni decide che è necessario
Intervento per asciugare il palla Megabox. Quando ci segnalano dalla regia che è arrivato il bigliettino magico del timeout per l'L84, alla prossima azione in cui il pallone sarà appunto della squadra di Mister Barbieri. Sarà chiamato il minuto tecnico, anche un po' per riorganizzarsi dopo il gol subito da Barrichello. 8:41, rimaniamo qui però perché c'è Barrichello che è servito da Gastaldo in buca per Saponara in area di rigore. Saponara con il tacco e poi allontana l'L84. Grande occasione per l'Ital Service. Saponara che si reinventa Ferrao, cerca il gol di tacco, bellissimo, bella la palla dentro di Barrichello. Sicuramente necessario il timeout da parte dell'84 adesso. Che sbanda un pochino dopo la rete di Barrichello, rimane però aggrappato a Tondi che fa un altro grande intervento sul tacco di Saponara. Ha cercato Barrichello, un po' di spazio in se lo prende tutto. Barrichello con la punta sul secondo palo, non arriva Saponara, occasione colossale per l'Ital Service. Timeout L84. Forza ragazzi. 60 secondi tecnici che sono passati. Lancio lungo dell'L84, Manservigi in volo. Di testa, mette in fallo laterale. Rescia. Cuzzolino. Murillo, Schiocchet. Non trovato Iosico, arriva ancora Rescia che prova la giocata con il talco. L'ultimo a toccare è il numero 5 dell'L84. Rimessa con i piedi per l'Ital Service. Saponara si gira, vuole provare a trovare il destro, poi va sul sinistro. Saponara respinto in 3 occasioni, alla fine conquista al massimo. Calcio d'angolo. E ancora spazzolone Tommy per spezzare ancora un po' di più il ritmo, che un po' va a favore questo dell'L84, con l'Ital Service che prova anche quella reazione un po' di inerzia dopo il gol di Matteo Barrichello per tornare ancora di più in partita. Assolutamente sì, da quel poco che si è potuto capire dal time out qui davanti alla panchina del Pesaro, cercheranno di sfruttare tutte le energie in loro possesso con una pressione alta, un recupero della palla molto più vicino alla porta per cercare di accorciare ancora di più le distanze e poi magari giocarsi la carta del portiere di movimento fra qualche minuto. Allora col palla Megabox che prova un po' a scuotersi, applaudendo le mani a ritmo di musica. Si può ricominciare a giocare. Tanto movimento all'interno dell'area di rigore, in particolare di Saponara e Utomeia. Cercato ancora Saponara, spara alla porta Saponara, arriva anche Utomeia, pallone che rimane buono. Quando Raguso sembra essersi fatto male, ha munito Oitomeia. Situazione particolare da rivedere, Tommy, qui. Decisione di particolare, bisogna capire quando è arrivato il colpo, perché comunque il giocatore dell'84 ha anche trattenuto tra le ginocchia la palla. Questo è un gesto passibile di fallo indiretto. Quindi rivediamo un attimo. Allora, calcio d'angolo, pallone per Saponara, si gira, si volta, poi arriva Oitomeia. Forse il primo calcio di Oitomeia. Poi si accende anche quasi una mischia. Oitomeia munito, chiede spiegazioni di Saponara. Impossibile cercare di rubare il labiale del signor Lacrimini.
Diciamo che ormai è passato, cartellino giallo per Oitomeia e fallo in favore dell'L84, il quarto commesso dall'Ital Service. Questo è un dato da non sottovalutare, anche perché l'Ital Service sta affrontando questo secondo tempo in una sorta di pressione a uomo tutto campo, nell'assetto più offensivo che esista, e 4 falli a 8 ancora da giocare, sono già tanti. Sono tanti, ma non c'è scelta. L'L84 adesso cercherà di sfruttare questa situazione, sono bravi, attaccheranno le spalle, Pesaro deve stare attento, il portiere deve stare molto alto. Iosico sul punto di battuta. Qualche ritardo nel battere il fallo laterale. Murillo Schiocchet, bella la solata, servire Iosico che prova il controllo a seguire, non riesce, esce Castaldo, dentro Tony Dandel. Un controllo è bastato a Murillo per far fuori l'avversario. Saponara, Barrichello, Saponara, sempre lui, calcia col sinistro Saponara sulla sovrapposizione di Tony Dandel, trova deviazione, trova calcio d'angolo. Si ripete il canovaccio di tutta la partita, sovrapposizione, il giocatore si libera verso l'interno, parte il tiro. Oitomeia, fuori da Barrichello che calcia, colpisce in pieno Saponara, poi calcia anche Saponara. Che occasione. Veramente sfortunato Barrichello, il tiro sembrava veramente ben indirizzato. Più forte. Forza! Sì. Una bomba di Barrichello che ha impattato purtroppo per il peso del proprio compagno. Barrichello gioca con Iosico. Tutto buono per i direttori di gara, Manservigi gestisce male il momento lanciando via. Intanto rivediamo qui Oitomeia. Scodella bene per Barrichello che colpisce al 100% il pallone, colpisce però anche al 100% Saponara. Nel caso fosse passata sarebbero state cose complicate per Tondi, che ha parato tanto in questa partita. Il tiro però era veramente forte. Wittig all'indietro per Manservigi, scivolata di Rescia che poi da terra prova a giocare, arriva il fischio, rimessa laterale per l'Ital Service. 6:49 che mancano al triplice fischio. Wittig, calcio a Wittig, esterno della rete. Occasione ancora una volta grossa per l'Ital Service, esterno della rete. Fortini, Rescia, lungo il pallone, non trova Fortini, trova però Tony Dandel che è già posizionato, ha già battuto Saponara. Solito lavoro muscolare di Alessio Saponara. Poi con la punta Tony Dandel, ancora Tondi. Perfetto negli interventi bassi con i piedi. Barrichello contro il suo ex compagno di squadra. Cerca di scodellare in direzione Saponara. Trova Rescia, trova rimessa laterale. Lui stesso a battere. Christopher Wittig. Tony Dandel. Barrichello. Wittig sterza col sinistro dopo la suolata, allora possibilità di contropiede con Murillo Schiocchet che inventa con l'esterno. Raguso sul secondo palo per Fortini. È Manservigi che abbraccia come se Saponara avesse segnato. Recupero 40 metri di Alessio Saponara. Bella corsa di sacrificio di Saponara che dopo 2 belle giocate offensive adesso si sacrifica anche per la squadra. E ha chiesto il cambio un po' come nella situazione precedente, in zona offensiva con una rovesciata, in zona difensiva con un recupero, tutto a campo. Il destro da parte di Coco Wellington con la risposta corretta da parte di Manservigi. E da sinistra verso destra, calcio d'angolo per l'L84, questa volta è Coco Wellington a battere col sinistro, forte dentro alla ricerca di Rescia, altra deviazione, altro corner. Poi il destro da parte di Raguso, non trattiene Manservigi e arriva Fortini che fa 4-1, il gol dell'ex
se lo segna Fortini. Brutto colpo a livello morale per il Pesaro adesso, questo gol non serviva, si ritiene necessaria ormai la carta del portiere in momento per provare a riprenderla. Troppo poco tempo e troppa gestione da parte dell'84. Giuliano Fortini, 4-1, tutta sua la firma sull'errore di Manservigi. Oito Meia, doppio passo, cerca di inventare con la suola, poi serve Barrichello, allontana Rescia, Manservigi, Oito Meia, Wittig prova con il tunnel a passare, arriva Tondi che rimette in gioco per Coco Wellington, 1 contro Felipe Tony Dandel, sterza Wellington, pallone di ritorno di Rescia, Wellington che però ha continuato il proprio movimento, Tony Dandel. Barrichello non servito da Tony Dandel che prova l'azione personale, sbatte su Rocia, su Rescia, su Mattia Raguso, il pallone che termina Tondi e va a lungo, ancora una volta impreciso Tondi, esce Wittig, entra Galliani. E vediamo in panchina Manuel Gomez pronto con la maglia del portiere del movimento. Galliani subentrato a Wittig a toccare il primo pallone da quando è entrato appunto per il capitano della nazionale tedesca. Barrichello punta Rescia, 1 contro 1, vediamo se va sul sinistro, sul destro, va sul destro e sul primo palo, sempre attento Tondi. Fotocopia della giocata fatta qualche minuto fa, sempre bravo il portiere con i piedi. Dentro Manu Gomez, per la carta del power play. Con Josico che prova un pochino a designare le marcature. Full attack adesso Little Service alla carta del quinto di movimento con il portiere che è Manu Gomez, sostituito a Manservigi. Oito Meia, Galliani, Barrichello, c'è Saponara sul secondo palo, Oito Meia gestisce sempre con Barrichello, poi con Galliani, Saponara, Barrichello con l'esterno, poi il destro da parte di Barrichello e la possibilità con l'esterno da parte di Rescia, il pallone che termina l'out rispetto alla porta, difesa in questo caso da Manu Gomez. Anticipato Saponara, la Rescia che prova a passare anche con il tunnel, poi con l'esterno quasi in maniera un po' confusionaria, cerca di andare da Josico, ma questi sono tutti i secondi di platino per l'L84. Questi momenti della partita l'ha sempre gestiti molto bene, almeno fin qui. Wittig, bella giocata, servito Galliani, toccato da Rescia in maniera regolare, poi Josico cerca di passare, Wittig recupera, poi tocca, arriva ancora Rescia, ancora con l'esterno, e pallone per Little Service, per Barrichello che ci prova comunque a trazione offensiva la squadra di Baragnesi a recuperare, almeno quantomeno ad accorciare il risultato. Wittig, Barrichello, Oito Meia, sterza, va sul sinistro, calcia, deviazione, corner, no perché c'è stato il tocco di Manu Gomez, allora Tondi decide di andare lì vicino con intelligenza e maturità. Fuori Raguso, dentro Cuzzolino, rientra anche Vinicius Rocia, mettere un po' la palla in banca, come in questo caso, prova a saltare Tony Dandel, no scusate Wittig, ma arriva anche il minuto chiamato in questo caso ovviamente da Little Service Pesaro. Time out, 60 secondi e poi 3 minuti e 02 ancora da giocare.
Allora si riparte, uno degli ultimi assalti del Pesaro con Barrichello, sterza con la punta, pallone che arriva per Fortini. In questo caso si limita ad allontanare. Palla all'altro, numero 7, Galliani che serve Wittig. Oitomeia. Galliani. Oitomeia. Wittig dentro sul secondo palo, recupera Tondi, vediamo se calcia direttamente in porta Tondi con Galliani che la tocca male e fa 5-1 Fabio Tondi, corona una grandissima prestazione, 5-1 per l'L84. Giro palla sulla fascia destra, il Pesaro forza, Wittig mette una palla anche interessante dentro, sulla respinta approfitta l'L84, il tiro non era irresistibile, purtroppo per il Pesaro 5-1. Un Galliani non perfetto. Arriva anche il quinto gol, 6 gol in questa partita, 5 li ha fatti dell'84. 5-1 il risultato. Oitomeia, Wittig. Chiuso da Rescia. Che con disciplina, insieme ai suoi compagni, sta difendendo il risultato. Seppur largo, ma comunque con estrema attenzione. Oitomeia, Barrichello, Wittig, Galliani, gira palla al Pesaro. Galliani controlla, vuole andare sul sinistro, poi in scivolata Rescia, con Galliani che la tiene buona, poi serve Barrichello e gira di prima per Manu Gomez. Barrichello. Oitomeia, calcia in porta Oitomeia e la riapre a 1:43. Oitomeia. Fondamentale il movimento, il velo di Gomez che permette che la palla filtri per Oitomeia che tutto solo trova l'unico millimetro di porta sguarnito da Tondi. E rivediamo con Barrichello che imbuca, bravo Oitomeia a trovare quell'angolo vicino al palo. Allora forse c'è vita per il Pesaro. Oitomeia rientra, Oitomeia calcia, deviazione Wittig, pallone che arriva a Roccia, vediamo se può calciare con Manservigi che è rientrato, non c'è più Manu Gomez, di forza Vaniugius Roccia che calcia e qui Manservigi vola. Allora la palla a Roccia non si toglie, tira fuori un tiro incredibile, altrettanto incredibile la parata. Sì. Vola Manservigi per evitare il 6-2 dell'Ital Service dell'84 ai danni dell'Ital Service Pesaro. Una parata clamorosa da parte di Manservigi, altrettanto clamorosa la run di Vinicius Roccia. (1 e 24, 1 minuto e 24 secondi effettivi da giocare, 4 i falli dell'Ital Service Pesaro, 2 i falli dell'84, quando c'è corner appunto per gli ospiti, vediamo se ci sarà uno schema, credo di sì, con Vinicius Roccia leggermente staccato rispetto ai propri compagni di gioco, vediamo se ci saranno dei blocchi irregolari per liberare appunto il destro di Vinicius Roccia che poco fa per l'appunto è andato vicino al gol del 6-2, solo un intervento strepitoso di Manservigi. Ha negato a Vinicius Roccia il gol. Pallone dentro sul centro dell'area di rigore. Oitomeia salta Cuzzolino. Allora vediamo se si accende il fenomeno dell'Ital Service. Pallone per Wittig sul secondo palo per Galliani. E c'è vita al Pala Megabox. 1:13 e 5-3. Rarissimo errore di Cuzzolino che si fa saltare nell'interno da Oitomeia. Campo aperto, sfruttato benissimo, c'è vita, 1 minuto e 13 è abbastanza per crederci. Segna ancora l'Ital Service Pesaro, non molla fino alla fine. 1 minuto e 13 da giocare, come hai detto tu Tommy, non è tanto ma può essere abbastanza per provare ad insidiare un L84 fin qui perfetta. La carta del quinto di movimento ha creato un po' di confusione, anche se il gol è arrivato su Manservigi in porta. Iosico, adesso pressione tutto campo con Oitomeia che recupera. Galliani in buca per Oitomeia, allontana intraprendendo Rescia, allora pallone per Manservigi con Manu Gomez pronto ad entrare.
con il tempo che è il peggior nemico dell'Ital Service Pesaro in questo momento. Galliani, Wittig deve forzare la giocata all'Ital Service. Galliani cerca la giocata, va sul fondo, dentro il pallone, deviazione, sarà corner, 40 secondi da giocare. Il tabellone luminoso del Pala Megabox che ora per tutti i tifosi biancorossi sembra andare al doppio della velocità per quanto riguarda il tempo. Oitomeia, Barrichello deve inventarsi qualcosa il Pesaro. Wittig, Galliani sul secondo palo, ancora Galliani, 5-4. Da capire se la palla sia passata in mezzo alle gambe di Cuzzolino, perché è molto strano il tracciante che è passato fin sul secondo palo. Segnali dal Pala Megabox, c'è vita. Sì, il gol è tutto di Galliani. Cuore grande Pesaro, cuore grande, fino al 30 secondi da giocare. Ancora segno con il numero 7 Pierluigi Galliani, 4-5, l'ultimo assalto, tutti insieme, forza ragazzi. E in silenzio vi abbiamo fatto ascoltare l'urla del Pala Megabox, l'urla dello speaker del Pala Megabox, con tutti i tifosi quasi in piedi per vivere al meglio gli ultimi 30 secondi effettivi di gioco. Barrichello di testa, lancia a lungo, Rescia, ancora Barrichello di petto, prova a ripartire quasi scivolando, di voglia, di forza, all'esterno il pallone per Galliani che sbaglia il controllo. Arriva però un cartellino giallo per Rescia e fallo dunque per l'Ital Service. Credo che però il fischio sia arrivato successivamente, non so se c'è stato vantaggio oppure magari Tommy, visto meglio di me, sarà calcio di punizione appunto da battere per l'Ital Service. Scuoti la testa, no con il dito, di conseguenza non lo sai neanche tu, non ti ha capito benissimo. C'è solo da aspettare. Dalle posizioni in campo mi sembra che sia stato concesso il vantaggio e di conseguenza il fallo sia stato assegnato dopo, quindi non ci sarà da battere calcio di punizione. Ho cercato di capire dal colloquio tra giocatori e arbitri quello che stava succedendo, ma gli arbitri sembra abbiano dato il vantaggio, la palla dell'L84. 16 secondi e 3 sul cronometro. Tony Dandel che protesta in maniera viscerale con la direttrice di gara. 16 secondi 3 decimi da vivere all'interno di questa sfida. 5-4 conduce l'L84. Una partita che sta durando molto, quindi per chi si fosse collegato successivamente l'L84 è andata avanti per 5-1 all'interno del secondo tempo. Il primo tempo finito 3-0, poi quinto uomo, tanta voglia, tanto cuore del Pesaro. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 e adesso mancano 16 secondi. Cuzzolino va a lungo, l'errore di Cuzzolino, Barrichello recupera, Barrichello controlla, non calcia, pallone per Galliani, va dentro e la scivolata da parte di Rescia con i capelli, con le mani sui capelli da parte di tutti i tifosi della Pesaro. Ma comunque c'è un'altra opportunità. Oitomeia fuori da Barrichello, 6 secondi, sterza Barrichello, calcia, deviazione, il pallone arriva per Galliani che non calcia, poi calcia in un secondo momento e poi Rescia scivola, suona la sirena, non c'è più tempo, il triplice fischio ancora deve arrivare, arriva qui, è finita Tommy, 5-4, vince l'L84, ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, il finale è stato da cardiopalma, il Pesaro ci ha creduto fino alla fine, merito a loro. L'L84 ha trovato un vantaggio troppo largo durante la gara per poter essere, per potersi mettere in discussione fino alla fine. Il Pesaro ci ha creduto, secondo me alla fine l'L84 non pensava di ritrovarsi così vicini. Un altro minuto e forse avremmo visto un pareggio. Vittoria di misura con il Benevento, vittoria di misura anche con l'Ital Service Pesaro per i rossignani, 2 sconfitte di fila, Roma ed L84. Io Tommy non mi resta che ringraziarti per essere stato qui con me questa sera e faccio un augurio di buona serata a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che sono stati con noi. Vince l'L84, vince 5-4, un saluto da Giacomo Florio E Tommaso Tonelli.